Hanno divelto la serratura della porta d'ingresso e scardinato la grata della porta interna del locale. Siamo a Caldogno e per il bar Enal si tratta del 10° furto subito in 16 anni, in cui oltre alle monete delle slot sono stati portati via sigarette e dolciumi. Siamo venuti qua, la signora che ci dà una mano al mattino, alle 5:30 mi ha chiamato che non riusciva a aprire la porta d'entrata. Perché non riusciva? Sono venuto qua, io l'ho aperta e abbiamo notato i danni che sono stati fatti nella porta d'entrata e nell'altra porta d'entrata, in tutte e due scardinate e divelte. Tutto è successo nella notte tra domenica e lunedì. Ad immortalare i movimenti dei due, le telecamere dell'impianto di videosorveglianza. Che cosa vi hanno portato via? Tutto l'incasso delle slot. E anche le sigarette. Sigarette, dolciumi varie, gomme, caramelle e via dicendo, tutto lì. È la 10ª volta in 16 Sì. anni. È la 10ª volta in 16 anni, esatto. Voi avete anche le telecamere. Sì, è stato tutto registrato. Però vedremo adesso perché è il vaglio dei carabinieri, della polizia locale, se riusciranno in qualche maniera a risalire ai malfattori. Voi siete un po' esasperati da questa situazione. Abbastanza perché tutto sommato noi lavoriamo anche bene, però queste cose qua penalizzano sempre di più chi lavora onestamente.